Buonasera, ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tentata rapina nel cuore della notte ai danni di un'anziana a Pertegada. 3 uomini incappucciati l'hanno minacciata con un coltello, poi sono scappati a mani vuote. Sul caso indagano i carabinieri. Hanno approfittato di una porta sul retro lasciata aperta e si sono introdotti nell'abitazione di una donna di 75 anni. Attimi di paura ieri notte in un'abitazione di Pertegada di Latisana. L'anziana stava dormendo e all'improvviso si è trovata di fronte ai 3 uomini, tutti incappucciati, che le hanno chiesto ripetutamente di consegnare loro il denaro che aveva in casa. Le hanno rivolto contro un oggetto contundente, probabilmente un coltello, per cercare di essere maggiormente persuasivi. La donna terrorizzata ha detto di non avere con sé soldi. I 3 malviventi allora hanno messo a suo quadro l'abitazione nel tentativo di trovare almeno qualche spicciolo o effetto personale, ma non hanno rinvenuto nulla. A quel punto hanno desistito e sono scappati portandosi via il telefono cellulare dell'anziana, che hanno abbandonato appena fuori dal cancello dell'abitazione. È stata la 75enne ad allertare i carabinieri. Sul posto sono giunti immediatamente i militari del nord di Latisana, che stanno svolgendo le indagini del caso. Ci colleghiamo con Trieste, dove oggi c'è stato il maxi corteo per difendere i lavoratori del gruppo Wärtsilä, dove verranno licenziate 450 persone. Andrea Pierini. Buonasera da Piazza dell'Unità d'Italia, sono ufficialmente 12.000 per la questura, anche se potrebbero essere molti di più i partecipanti al corteo organizzato dall'RSU della Wärtsilä con la FIOM della CGIL, la FIM CISL e la WIL per chiedere di fatto alla società finlandese del gruppo Wärtsilä di ritirare la procedura di licenziamento di 450 operai. Oggi Trieste di fatto si è stretta intorno allo stabilimento che dà lavoro a 900 persone, ma che con i licenziamenti di 450 unità perderebbe di fatto metà della sua forza lavoro più tutto l'indotto, che sarebbero altre 400 persone, quindi è un'operazione da 900 persone. La giornata di oggi era iniziata però la mattina al presidio di San Dorligo della Valle, dove è arrivato il ministro del lavoro Andrea Orlando, che ha incontrato prima le parti sindacali e poi si è fermato un po' con gli operai e ha anche voluto replicare alle accuse indirette della regione Friuli Venezia Giulia, che ha annunciato un ricorso per comportamento antisindacale della Wärtsilä, non proprio comportamento antisindacale, ma insomma di non aver rispettato la procedura della legge per impedire la delocalizzazione e chiedendo però anche alla Corte di valutare se la norma del ministro Orlando è effettivamente una norma che rispetta i dettami costituzionali. Ascoltiamo cosa ha detto il ministro Orlando al termine della visita. Io mi associo al presidente Fedriga perché non è la norma che volevo. La norma che volevo non è stata recepita perché la Lega e il mio collega del Ministero dello Sviluppo Economico aveva perplessità su tempi più lunghi rispetto alla procedura e su sanzioni più incisive rispetto alle multinazionali che hanno questo tipo di atteggiamento. Quindi se faccio il tifo per Fedriga, ma aggiungo siamo disponibili, qui con me anche la capogruppo alla Camera, anche se il provvedimento utile al Senato, siamo disponibili a emendare immediatamente i provvedimenti che sono in itinere, ripristinando la versione della legge che non è stata recepita a suo tempo. In questo senso il Partito Democratico presenterà una serie di provvedimenti per modificare le attuali norme, per impedire appunto le delocalizzazioni che riguardano, ricordiamo, le imprese con più di 250 lavori che licenziano 50 persone. La volontà è quella di allungare i tempi della trattativa a 180 giorni e inserire anche delle sanzioni economiche. Questa è la volontà del Partito Democratico, ma sentiamo anche il Presidente Fedriga come ha replicato le accuse del Ministro Orlando. No, io ringrazio il Ministro Orlando perché ha appoggiato anche la richiesta di Regione Friuli Venezia Giulia, perché noi abbiamo fatto ricorso in tribunale per rendere incostituzionale la procedura Orlando, cioè quella approvata con una legge del Ministro che ha peggiorato la situazione. Il Ministro si è adesso disponibile anche a modificarla, quindi siamo favorevoli che lo stesso estensore decida di modificare la norma. Oggi quella norma ha più problemi, non soltanto in termini di tempistiche, come giustamente ricordava il Ministro, ma anche nel merito. Cosa voglio dire? Che se la Wärtsilä presenta un piano di reindustrializzazione in cui le parti coinvolte, Regione e Mise, dicono che non sia sufficiente, che non sia adeguato, non abbiamo armi, perché basta la presentazione formale.
e quindi loro semplicemente pagando un po' di più possono continuare alla loro idea di delocalizzare. Noi invece chiediamo che anche questo si modifichi, non basta un termine di tempi, ma anche nel merito le istituzioni devono poter entrare non soltanto per tutelare i lavoratori, che ovviamente è fondamentale, ma per tutelare il tessuto produttivo del nostro Paese. Per quanto riguarda il corteo, la cui coda intravedete qua, oltre 12.000 persone per la questura, è partito alle 17 da Foro il Piano, percorso Corso Italia, ma calcolate che quando arrivava in Piazza Unità la testa del corteo, la coda partiva da Piazza Oberdan, quindi un corteo molto riuscito e questo è un segnale molto forte per la controllata, per il gruppo Wärtsilä. Se non ci sono domande da studio io ti restituisco la linea per questa lunga pagina che riguarda Trieste, ma che riguarda veramente tutta la regione, perché c'erano lavoratori da Amaro, da Udine, abbiamo visto numerosi striscioni, quindi a te la linea Alexis. Grazie ad Andrea Pierini. Rimaniamo a Trieste sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa da casa il 14 dicembre scorso, trovata morta il 5 gennaio. Interviene il procuratore di Trieste De Nicolo, in atto un circo mediatico, afferma. Una degenerazione a cui ben si attaglia il nome di circo mediatico, al quale stanno prendendo parte attiva anche soggetti che dovrebbero avvertire sia il dovere istituzionale di confrontarsi soltanto con l'autorità giudiziaria, sia la necessità di conformare la propria condotta a un intransigente riserbo, quale segno di rispetto verso la signora Liliana Resinovic. E il duro commento espresso a proposito dei processi mediatici paralleli in una nota dal procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo sulla vicenda della Resinovic, scomparsa da casa il 14 dicembre scorso e il cui corpo è stato ritrovato il 5 gennaio. Spiace dover constatare, prosegue la nota del procuratore capo, che accanto alle indagini doverosamente scrupolose che questo ufficio sta conducendo in relazione alla morte di Liliana Resinovic, da qualche tempo si sta svolgendo una serie di processi mediatici paralleli su vari social media nutriti da qualche notizia vera e rilevante e da non poche notizie false o irrilevanti, manipolate da sedicenti esperti ed orientate verso risultati non convalidati dagli atti regolarmente acquisiti al fascicolo processuale. È stato ritrasportato all'ospedale di Udine il 51enne ciclista che oggi pomeriggio alle 14 è stato urtato da una macchina condotta da un anziano 81enne. L'incidente si è verificato ad Amaro lungo la strada Stale 52 Carnica di fronte al ristorante Al Gambro. Il ciclista stava pedalando verso Tolmezzo quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato urtato dalla macchina che proseguiva nello stesso senso di marcia. Il 51enne è rovinato a terra riportando varie fratture e ritrasportato a Udine, non è in pericolo di vita. In quel locale gli avventori consumavano troppi superalcolici e tengono spesso comportamenti violenti e pericolosi. Con queste motivazioni il questore di Trieste ha chiuso per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica un locale in via della Raffineria nel cuore del capoluogo giuliano, al quale era già stata sospesa l'attività di somministrazione di bevande e alcolici. L'ultimo episodio in ordine di tempo che ha portato il questore a disporre la chiusura del bar risale al 28 agosto, quando all'esterno era scoppiata una rissa tra 15 persone, tutte di origine colombiana. Spaccate danni di un'auto parcheggiata in via Conti Nimis a Tarcento. Ieri sera tra le 20 e le 20:30 ignoti hanno forzato la portiera del veicolo di proprietà di un cittadino francese asportando il suo trolley. All'interno c'erano soldi contanti, bancomat, un tablet. Il danno è ancora da quantificare, ma indagano i carabinieri di Tarcento. Scontro tra due auto, un SUV Audi, una Lancia Musa, questa mattina all'incrocio tra Viale Grigoletti e via Planton. Per causa in corso di accertamento non si esclude che il conducente di uno dei veicoli sia passato con il rosso. I due veicoli si sono scontrati in maniera violenta. Sul posto vigila il fuoco insieme al personale del 118. Gli occupanti delle automobili sono rimasti feriti. Un proiettile da mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale in cattivo stato di conservazione è stato rinvenuto a Lusevra in località Cesaris. L'area dove è stato trovato il residuo bellico è stata delimitata dai carabinieri della stazione di Pradiellis in attesa che la prefettura di Udine comunichi la data in cui i militari del genio faranno brillare il proiettile inesploso. Andiamo a Gemona, il posto di primo intervento è chiuso ormai da 2 anni a causa delle carenze di personale. Questa mattina i comitati a tutela dell'ospedale hanno dato vita a un flash mob auspicando che venga garantita la sopravvivenza del piccolo nosocomio.
Il punto di primo intervento del San Michele, inattivo dal 20 ottobre del 2020, rimane desolatamente chiuso fino a quando verrà trovato il personale necessario. Chi di dovere dovrebbe prodirci perché non viene riportato a Gemona il personale che vi operava fino alla sua chiusura e oggi è assegnato altrove. Così i comitati gemonesi e difesa dell'ospedale sono scesi di nuovo in piazza Rodolone con un flash mob questa mattina per protestare contro una situazione sanitaria del gemonese che definiscono inaccettabile e vergognosa. Abbiamo anche segnalato alla magistratura con un esposto le gravi carenze sanitarie del gemonese, ma purtroppo la politica a tutti i livelli non ha mai dato segni in merito, mai partecipando ai nostri eventi. Noi chiediamo semplicemente che a Gemona, come negli altri piccoli ospedali di Cividale, Maniago e Sacile, venga applicato un articolo del decreto Balduzzi del 2015 che permette la sopravvivenza dei piccoli ospedali periferici situati in zone montane e pedemontane, disagiate o lontane da altri nosocomi, hanno puntualizzato infine i comitati. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 487, sono stati rilevati con 4.069 tra tamponi molecolari e test antigenici. Ricoveri in terapia intensiva sono 3, mentre le persone ricoverate in altri reparti 129. Si registra un decesso a Pordenone. Andiamo a Udine, dove oggi per la prima volta si è tenuto lo sbaracco. L'iniziativa di Confcommercio Federmoda Friuli Venezia Giulia che lancia i saldi dei saldi, un fuori tutto. Vediamo com'è andata. Un'iniziativa che Confcommercio Federmoda ha voluto e insomma avete portato a Udine con successo. Sì, Federmoda e Confcommercio l'ha voluta fortemente per dare un inizio. Noi siamo arrivati come Udine, siamo arrivati un attimino in ritardo, però c'è stata un'adesione importante e forse per la prima volta è veramente un evento che riguarda noi commercianti, il commercio e la clientela, sia del posto che esterna. Il movimento c'è fuori e direi che anche noi qui in negozio abbiamo avuto già l'opportunità di fare la vendita. Sbaracco, per esempio, maglie 50% più 10%, in sostanza diversi prodotti scontati ancora di più rispetto al saldo. Sì, il fatto che non ci sia un assortimento, qui è l'occasione e questo permette anche al cliente non abitudinario di poter passare e magari scegliersi un capo che in stagionale non può farsi e questa è una cosa, penso, interessante per il cliente esterno. Anche lei ha aderito a questa iniziativa, Sbaracco, come sta andando? Per ora così colà, insomma. Ancora presto, sì, insomma. Brava, così, mi vedete dopo alle 6 stasera come è andata. Però ha aderito perché ritiene che sia interessante. Interessante, sì, una cosa interessante. A quanto sconta lei i capi? Ma lì è scritto dal 40 all'80, noi abbiamo sì, mediamente anche sul 50 in genere. Bene, insomma, sì, belli affari. Sì, belli affari, la roba che c'è, sì. Rimaniamo a Udine, la ludoteca che in questo fine settimana ospita l'8ª edizione di EDAG Nord-Est, un evento nato dalla collaborazione tra il Comune di Udine e l'associazione Coccinelle Rosa per gli appassionati di giochi da tavola. EDAG Nord-Est è un'edizione locale di un format nazionale che è gli incontri degli autori di giochi. È un evento che è pensato per chi vuole proporre dei prototipi di giochi nuovi che vogliono essere testati e provati dagli autori e dal pubblico che poi li prova. Si spera che questi giochi poi domani diventano dei giochi pubblicati, quindi vadano poi in commercio. Ad oggi abbiamo 13 autori che si sono presentati, domani ce ne saranno altri, però nelle edizioni passate siamo arrivati anche a 20 autori. Sono un illustratore che si è specializzato in questo mondo. Il mio lavoro è illustrare i disegni all'interno dei giochi in scatola e anche concepire e creare le miniature che poi diventano pedine. E ho fatto un incontro ieri alla biblioteca per spiegare il rapporto anche alle scuole di Sello di un illustratore in questo mondo che è meno conosciuto come media o come possibilità di lavoro. Ritorna alla ludoteca con tutti i suoi servizi, riaprirà martedì dopo la pausa estiva e riaprirà senza più quelle limitazioni dovute alla pandemia. Infatti non sarà più necessaria la prenotazione. Sarà proclamata questa sera a Lignano Sabbiadoro Miss Friuli Venezia Giulia 2022. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Telefriuli a partire dalle 21. Si accendono i riflettori questo sabato alle 21 sul palcoscenico del Centro Congressi Cursal di Lignano Sabbiadoro per la finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia valida per Miss Italia.
Lo spettacolo sarà trasmesso anche in diretta su Telefriuli, presentato da Michele Cupitò, vedrà protagoniste le ragazze che sono aggiudicate le varie selezioni organizzate in regione dal mese di aprile, che sfileranno con body ufficiale del concorso, abbigliamento sportivo e con una straordinaria collezione di costumi da bagno vintage degli anni 60. Le sfilate saranno intervallate da esibizioni dei ballerini del club Diamante Friuli-Venezia Giulia e dalla voce della cantante Nicole Viotto. L'organizzazione del prestigioso evento sarà curato dalla Società Imprese Lignano SPA, che gestisce la struttura posta sul lungomare Riccardo Riva di Lignano Sabbiadoro, con il coordinamento e la direzione artistica di Paola Rizzotti, titolare dell'agenzia Modashow.it, esclusivista in regione del più popolare concorso nazionale di bellezza, giunto quest'anno alla 83esima edizione. Siamo allo sport, c'è attesa dopo la vittoria contro la Fiorentina per la partita di domani tra Udinese e Roma. È chiaro il messaggio lanciato da mister Sottilla, ascoltiamolo. Ma è chiaro che quando si vince poi soprattutto si fa il risultato pieno attraverso una grande prestazione, dagli atti contenuti agonistici, anche di buon calcio, di grande personalità, di grande coraggio contro una squadra forte come la Fiorentina, ti dà un'iniezione di consapevolezza dei mezzi, di autostima incredibile, ma soprattutto di grande entusiasmo, di grande serenità per continuare a preparare la partita che abbiamo preparato contro la Roma. Quindi questa vittoria ha fatto questo nel gruppo. Dobbiamo essere bravi però ad archiviare, perché poi se no la pagatezza è una cattiva nemica pericolosa. Quindi bisogna archiviare, noi abbiamo archiviato e pensare subito, proiettati subito con la Roma e fare assolutamente una prestazione ancora migliore di quella che abbiamo fatto. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.